ritrovati dalla polizia gli autori dei colpi esplosi contro un camper di nomadi a Villorba, il motivo che avrebbe scatenato l'agguato, la convinzione che avessero rubato l'anello della mamma morta di uno degli arrestati. Dopo aver definito decotta la holding Atlantia, nuovo attacco di Di Maio e Benetton sul ponte Morandi, vittime per colpa di Autostrade per l'Italia, revocheremo la concessione, Zaia, parole preoccupanti che hanno effetti sull'immagine all'estero. Caldo torrido nella Marca, continua il boom di accessi in pronto soccorso negli ospedali, il blackout, le riduzioni idriche a Villorba, furgone a fuoco, ma le temperature pur restando alte sono destinate a calare. Fa discutere la tragedia di Riese Pio X, dove un 57enne è morto per il caldo nell'auto che era diventata la sua casa, una storia difficile seguita da tempo dai servizi sociali del comune. La finanza ha scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti che permettevano di frodare il fisco, 15 indagati tra Venezia e Treviso. Domani a Treviso sarà il giorno del Gay Pride, atteso in città 3.000 persone, ritrovo alle 15 partenza del corteo alle 16 da Piazzale Duca d'Aosta. Le voci del coro del Bosco del Respiro che cantano al servizio della città dopo il restauro della rostra del Molinetto finanzieranno l'illuminazione ecosostenibile dell'isola della Pescheria a Treviso. Buonasera e ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri notiziari, lo avete dunque sentito ora dai titoli. Arrestati dalla squadra mobile di Treviso gli autori dei colpi esplosi contro un camper di nomadi a Villorba, il motivo che avrebbe scatenato il blitz nel quale rimase ferita una donna di 49 anni era la convinzione che avessero rubato l'anello della mamma morta di uno degli autori dell'agguato. Pochi giorni prima della sparatoria a Villorba c'era stato un furto in un cascinale a Volpago. Erano stati rubati alcuni attrezzi da lavoro, ma soprattutto l'anello della mamma morta quando era ancora piccolo. Un affronto che non poteva assolutamente lasciar perdere. Così il proprietario dell'abitazione, Fabrizio Rizzardo, 46 anni, agricoltore, ha iniziato una vera e propria caccia ai ladri. Il motivo principale dell'azione di fuoco risiede appunto in una sorta di vendetta diretta al recupero di un anello che rappresenta per il feritore un cimelio al quale evidentemente era molto legato. Poco dopo Rizzardo, assieme ad un complice agrippino, Martignago, 55enne di Povegliano, legato al mondo dei nomadi, aveva identificato, secondo lui, la coppia responsabile del furto, ovvero marito e moglie entrambi nomadi, sistemati con il loro camper in un terreno privato a Villorba. È iniziata quindi prima una trattativa per riavere l'anello, ma quando marito e moglie hanno negato di aver messo a segno il furto, è scattato il blitz. Il 14 giugno i due arrestati sono arrivati nei pressi del camper ed hanno esploso 3 colpi, 2 sparati all'altezza del letto in cui marito e moglie di 49 e 48 anni dormivano e un terzo finì per trapassare l'abitacolo all'altezza della cabina di guida. La donna rimase ferita ad una gamba e venne trasportata in ospedale con la frattura del femore. Immediate le indagini da parte della squadra mobile. Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, gli investigatori sono riusciti a identificare un SUV di colore scuro che fuggiva dalla zona. Si trattava del mezzo di Rizzardo, all'interno del quale venne trovato poi uno dei 3 bossoli esplosi quella notte a Villorba. Gli altri 2, oltre alle 3 ogive, sono state recuperate sul posto. Secondo i primi accertamenti la pistola utilizzata sarebbe una calibro 9x19 di fabbricazione cecoslovacca. I 2 sono stati arrestati per duplice tentato omicidio. Entrambi si trovano attualmente rinchiusi in carcere a Santabona. Le indagini continuano per accertare anche il furto subito da Rizzardo. Si tratta di persone che gravitano nell'area dei nomadi. Si tratta di persone che non hanno un'occupazione precisa e che vivono nelle zone di campagna che sono prospicienti la città. Dopo aver definito decotta la holding Atlantia dei Benetton, nuovo durissimo attacco del vice premier Di Maio al gruppo di Ponzano dal governatore Zaia, parole critiche. Il sistema delle concessioni fu concepito per ammortizzare l'investimento del privato, non per tenere una rendita vita natural durante per generazioni e generazioni di Benetton. Se tu hai delle intenzioni di togliere concessioni o quant'altro, hai delle regole, hai delle leggi e hai dei contratti. Penso che sia inutile annunciarlo in questa maniera, se hai intenzione di farlo penso che ci siano gli strumenti, i canali e le modalità che non sono quelle degli annunci televisivi. Il suo collega 5 Stelle, se ce ne fosse bisogno, trova sempre nuovi argomenti per allargarsi e così nel giorno in cui a Genova Luigi Di Maio e Matteo Salvini assistono alla demolizione del ponte Morandi, teatro dell'immane tragedia che coinvolse Atlantia, la holding dei Benetton,
arriva la nuova stoccata del vice premier pentastellato sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia. Quelle persone che sono morte perché qualcuno non ha fatto la manutenzione di questo ponte, e quel qualcuno era Autostrade per l'Italia, dei Benetton, della famiglia Benetton. La procedura di revoca deve essere avviata e su questo non ci sarà nessuna intervista e nessuna dinamica di governo che possa fermarci. Non faccio l'avvocato difensore di Atlantia, puntualizza Zaia, ma dopo che Di Maio ha definito la stessa Atlantia decotta, scatenando le vertigini in borsa e il contrattacco dei Benetton, il governatore ribadisce. Quello che mi inquieta ancora di più, ma per il danno Atlantia sarà Atlantia, non so se la vedono loro, ho letto da qualche parte che vogliono far causa, roba del genere, cioè effettivamente se uno dice che sei decotto la farei anch'io causa, però al di là di questo cerco di vederlo in maniera asettica, l'aspetto secondo me più preoccupante è l'immagine che diamo. Pensate a uno straniero, all'attrattività dei capitali, alla voglia di fare impresa. Noi veniamo da un territorio che fortunatamente ha 600.000 partite IVA. Se non c'è più certezza del diritto e se c'è un approccio come questo, immagino che se un'azienda ha due opzioni da scegliere, la nostra la scarta sempre. Poi stiamo parlando di un'azienda che di fatto ha radici in Veneto e questo non lo posso non ricordare. È un'azienda che comunque ha radici in Veneto, voi confrontarti con questa azienda e farlo per le vie ufficiali, ma così. Solco con i 5 Stelle che diventa voragine sul tema autonomia. Abbiamo assistito a delle scene che sono a dir poco stucchevoli e anche imbarazzanti. Continuo a sentire esponenti autorevoli di questo governo e di questa maggioranza che parlano del nostro progetto e si capisce chiaramente che non lo hanno neanche letto. Ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, lo potete registrare, ho apprezzato le parole del Presidente del Consiglio, penso sia utile da parte sua e abbia fatto bene cominciare a pensare ad avvocare a sé la pratica, perché ho l'impressione che la pratica se non ha una direzione rischia di essere una pallina in un flipper. La giornata di ieri è stata la più calda, registrati 38 gradi a Treviso, in aumento gli interventi dei sanitari del SUME a causa della calura anche nei posti di lavoro. Secondo gli esperti questi sono i giorni più caldi destinati a battere ogni record per il mese di giugno. Oggi la colonnina di mercurio a Treviso si è fermata a 35 gradi, ieri nel capoluogo della Marca si sono raggiunti 38 gradi. A dimostrazione della calura intensa della giornata di giovedì, gli interventi da parte della SUEM che sono aumentati del 30% rispetto alla media giornaliera, 40% in più invece di chiamate al 118, passate dalle 250 che si registrano mediamente alle quasi 400 di ieri. Circa 100 interventi più o meno sono stati fatti proprio presso il domicilio delle persone che chiamavano, ma altresì sono state condotte missioni di soccorso per malori che si sono verificati appunto per strada, all'interno delle auto, in posti pubblici, all'interno dei luoghi di lavoro. E stava proprio lavorando in un cantiere a Susegana l'operaio di 44 anni di origini romene che ieri probabilmente a causa di un colpo di calore ha perso i sensi cadendo a terra, trasportato all'ospedale di Conegliano in gravissime condizioni. In generale comunque molti degli interventi del SUEM hanno interessato pazienti con fragilità pregresse. Vuoi legata all'età o alla presenza di patologie soprattutto respiratorie o cardiache croniche che con l'esposizione al caldo per più giorni possono scompensarsi. La giornata più difficile sul fronte caldo dunque è stata quella di ieri, quando in generale nella Marca le temperature hanno sfiorato i 40 gradi. Con un disagio fisico elevato sostenuto dalle temperature sopra la media, dall'assenza di ventilazione, da un alto tasso di umidità. Oggi temperature lievemente in calo e una maggiore ventilazione hanno migliorato la situazione, ma rimangono comunque superiori alla media giornaliera gli interventi del SUEM e le telefonate, già un centinaio alle 16, soprattutto per colpi di calore, traumatismi dovuti a caduti in strada a causa di malori. In questi giorni sono stati potenziati in modo strutturato i mezzi impiegati per il soccorso. Restano validi i consigli di sempre. L'USL 2 ha provveduto già nei giorni scorsi a distribuire anche nei posti di lavoro una vademecum con le giuste condotte da adottare per non incorrere in problemi fisici. Ed ora la vicenda di Riese Pio X, dove un uomo è deceduto per il caldo all'interno dell'auto che era diventata la sua casa, una storia difficile e seguita da tempo dai servizi sociali del comune. La sua auto è ancora lì, all'esterno di questa casa persa nella piana tra Riese e Vallà.
ed è ancora chiusa come l'ha tenuta ieri pomeriggio quando all'interno ha trovato la morte. Gheorghe Tinca, rumeno di 57 anni, da tanti anni viveva nella Marca. Dal 2016 era seguito dai servizi sociali dopo che la moglie l'aveva lasciato ed erano comparsi i primi sintomi di una tremenda malattia. Purtroppo soffriva da tempo di demenza, era un caso ormai conosciuto da tempo ai nostri servizi sociali. Fuori dalla sua macchina era disorientato e non funzionale e quindi probabilmente si è addormentato in macchina sotto il sole. E così l'hanno trovato nella serata di ieri, quando le assistenti avevano imboccato la laterale di via Callarga per portargli il pasto serale. Disteso su questi sedili che non accettava di lasciare, nonostante dal comune gli avessero proposto altre e più comode sistemazioni. Ultimamente avevamo trovato una soluzione ideale, aveva trovato un posto dove parcheggiare la propria macchina che ormai non poteva più stare in strada, avevamo concordato gli accessi settimanali degli assistenti domiciliari per controllarlo, e in questo modo dal punto di vista sociale era curato e al sicuro. Già, perché per molti anni aveva vissuto in un parcheggio della zona industriale di Vallà in condizioni igienico-sanitarie precarie, mentre qui, lo testimonia il sapone all'esterno, un bagno con doccia era sempre a sua disposizione. Resta però il dolore per una morte che forse il ricovero, seppur forzato in una struttura sanitaria, avrebbe potuto evitare. Un uomo che la malattia aveva reso bambino e che, come in molti altri tristi casi, questo bambino era stato dimenticato da se stesso nell'auto. È successo la stessa cosa che capita ad un figlio abbandonato in macchina sotto il sole. Lui, un po' per la sua demenza, un po' per il disagio sociale nel quale si trovava, si è chiuso in macchina, probabilmente è stata sotto il sole tanto tempo e lui è andato in shock ipovolemico. Emergenza caldo, a rischiare in questa estate tordida sono soprattutto gli anziani, così ISRA ha aperto ai 65enni per il terzo anno consecutivo l'ospitalità diurna. Il caldo di questi giorni sta davvero mettendo a dura prova gli anziani, il rischio per loro è altissimo, soprattutto perché molti vivono da soli in case non climatizzate. Così l'ISRA ha pensato di aprire per il terzo anno consecutivo l'ospitalità diurna, un modo per farli stare in un posto fresco seguito da personale specializzato e in compagnia. Un'urgenza da affrontare, noi la affrontiamo da anni, abbiamo messo a disposizione le nostre 4 sedi, quindi porte aperte e che passi il messaggio che tutti possono partecipare, non è detto mettiamo il vincolo degli anziani a 65 anni, ma se uno è a 63 e ha la salute cagionevole o sta poco bene, venga tranquillamente che le porte sono aperte. Il servizio è partito il 15 giugno e terminerà a fine settembre, l'ospitalità è dalle 9 alle 18, ma in casi di necessità gli anziani potranno anche arrivare prima e lasciare il centro dopo. Massima elasticità, ci dice Caldato, anche sul limite di età. Qui vengono seguiti in tutto. Vengono controllati, vengono invitati a idratarsi, vengono anche sostenuti dall'infermiera, dalle varie figure e magari a volte possono anche chiedere di misurare la pressione, che in questo momento può essere un indicatore molto delicato. Un modo per combattere la solitudine. Non è solo il tema del caldo, si affronta anche il problema della solitudine. Lei sa bene che il 50% delle persone che hanno oltre 70 anni vivono da sole. Cioè c'è una situazione generale per cui oltre al caldo c'è il problema di risolvere il problema di solitudine. Uno viene qua, fa la chiacchierata, guarda la televisione, cioè, ci sono tutti i giorni degli spettacoli. La signora Fiorella qui ha trovato l'affetto, lei che da tempo vive da sola. Io purtroppo i miei sono mancati per delle malattie e sono rimasta da sola. L'unica bestiolina che ho è un cagnetto che è al canile, perché non potevo tenerlo o portarmelo dietro, non vedo l'ora di passare il tempo e potermelo andare a prendere. E poi ci sono loro i cagnolini che ogni tanto vengono a far compagnia agli anziani e loro ne sono davvero felici. Potrebbe essere stato causato dal surriscaldamento del motore accentuato dal caldo torrido di oggi o da un cortocircuito l'incendio di un furgone all'interno dell'area del cantiere della Pedemontana di Castrette. Le fiamme partite dal motore si sono propagate in pochi istanti alla cabina del mezzo, al momento fermo lungo via della Cartiera tra lo stabilimento Benettone e il Panorama. Nessuna conseguenza per gli operai, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio che purtroppo ha quasi completamente distrutto il mezzo.
E con il caldo intenso, particolare attenzione alla razionalizzazione dell'energia elettrica e dell'acqua, intanto ieri blackout in diverse zone della provincia. Marca al buio in diverse zone ieri sera a causa di blackout dovuti probabilmente ad un sovraccarico per l'intenso utilizzo dei condizionatori per fronteggiare il caldo intenso. Vediamo che alle 19.30, tra le 19.30 e le 20, cioè il momento in cui le persone rientrano a casa e hanno bisogno di in qualche modo rinfrescare la casa, comunque stare in una situazione più comoda, aumenta la richiesta di consumo di energia e quindi si verifica il picco e a quel punto crolla il sistema. Per gli utenti alcuni accorgimenti per evitare il ripetersi di situazioni simili. Cerchiamo di rinfrescarci, ma dobbiamo magari togliere qualche altro elettrodomestico, non facciamo andare la lavatrice, evitiamo di far andare la lavastoviglie, lo facciamo più tardi, non usiamo il ferro da stiro. Tutto questo accade nei momenti di picco. La sospensione di energia elettrica ieri ha bloccato una ventina di ascensori in provincia di Treviso con vigili del fuoco al lavoro per liberare le persone chiuse all'interno. Pompieri intervenuti poi a Castelfranco, Casier, Biadene, Mogliano, Preganziolo e Gorgol Monticano per principi di incendio e cabine elettriche. In estate però non c'è solo il consumo di energia elettrica da razionalizzare, importante è anche un utilizzo attento dell'acqua. Al momento nei comuni forniti da ATS non è stato preso alcun provvedimento, spiega il presidente Raffaele Baratto, che aggiunge poi come si stiano attenzionando gli impianti e gli acquedotti. C'è una grande attenzione di tutti i tecnici che stanno operando giorno per giorno 24 su 24 con grande attenzione. La razionalizzazione dell'acqua, come in passato, si rende necessaria quando si prolungano nel tempo giornate così calde o nel caso di rotture importanti di tubature a causa di cali e aumenti frequenti di pressione. Per ora dunque situazione sotto controllo e allora, come sempre, importanti sono i comportamenti virtuosi dei cittadini. Di lasciar perdere i giardini anche se sono un po' secchi e anche gli orti con l'acqua potabile, ma usarla razionalmente per quello che serve, per alimentare, per lavarsi, per quello che serve davvero, altrimenti rischiamo che qualcuno rimanga senza acqua perché qualcuno la spreca. Temperature in calo da domani, ma sempre sopra la media del periodo, le parole del generale Iannicelli. Permane il predominio forte dell'anticiclone che si assomma poi a un afflusso di aria calda in quota, aria di origine africana, quindi questo dà come risultato le temperature, ha dato come risultato le temperature molto alte, con dei record quasi, ieri a Treviso quasi 40 gradi di massima. Ora il caldo tende a diminuire, ma i valori si manterranno al di sopra della norma, anche se il tempo rimarrà stabile. Infatti prevediamo sia per domani, sabato, c'è la prevalenza serena, un po' di attività durante il pomeriggio, ma nulla più, un po' di instabilità naturalmente sui rilievi, con qualche fenomeno anche. Per domenica potremo avere una velatura temporanea del cielo, ma questo per effetto dell'umidità molto alta, senza alcun fenomeno associato, ancora con un po' di instabilità sui rilievi. In compenso, ecco, dopo i picchi massimi di ieri e in parte di oggi le temperature gradualmente tendono a calare, si manterranno però sopra i 30 gradi, quindi temperature al di sopra della norma. Non dovremmo più però accostarci ai 38-39 gradi come dicevo dei giorni scorsi. I venti permarranno molto deboli, di direzione variabile, un po' di brezza di mare naturalmente sulle coste. Temperature abbiamo detto, temperature minime oltre i 20 gradi, 21, 22, 23 gradi, questi sono i valori minimi. I valori massimi, ecco, domani un calo deciso, 31-32 gradi, poi aumenta un po' domenica, 33 gradi e poi dovrebbe stazionare anche nei primi giorni della prossima settimana ancora con tempo stabile e con valori massimi dai 30 ai 32 gradi. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. C2. Siamo tornati in studio con l'edizione trevigiana dei nostri notiziari e continuiamo con la cronaca. Incendio intorno alle 18:30 in un magazzino di materiale dismesso dalle ferrovie in via Curiè, nei pressi della stazione di Castelfranco Veneto. I vigili del fuoco giunti oltre che da Castelfranco anche da Montebelluna, Treviso e Cittadella hanno domato le fiamme. Preoccupazione
tra i cittadini per il denso fumo nero visibile anche in centro città. La presenza di neolaureati senza pratica clinica in pronto soccorso e sulle ambulanze è un fatto gravissimo, illegale e va impedito perché mette a rischio la vita dei pazienti e riduce la sicurezza delle cure. La forte denuncia arriva dal segretario regionale del Veneto della NAO Assomed, Adriano Benazzato. Anche il sindacato nazionale, il maggiore della categoria medica, ha presentato una diffida a tutte le aziende ospedaliere italiane e alle regioni contro l'utilizzo di giovani medici senza specializzazione né concorso, reclutati da cooperative private e non valutati dalle ASL. A partire è stato il Veneto nel 2016, ma ora è stata diffusa macchia d'olio in tutte le regioni, spiega Benazzato. È una pratica che le ASL non possono continuare a seguire perché viola la legge dello Stato che obbliga ai concorsi per l'impiego nel pubblico. La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatture per operazioni inesistenti che permetteva di frodare il fisco tramite la creazione di falsi debiti tributari. Davano vita a nuove imprese o ne utilizzavano altre in difficoltà finanziaria per poi emettere fatture per operazioni e prestazioni inesistenti. In questo modo creavano costi fittizi e generavano crediti IVA inesistenti che venivano quindi ceduti ad aziende in compensazione di debiti tributari. E questo è il sistema che un gruppo di commercialisti aveva architettato per frodare il fisco, ma che è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Mestre. Nel giro ci sono 11 aziende, molte delle quali veneziane, e 15 persone indagate a Venezia, Treviso e in altre regioni, ma il commercialista ritenuto inventore di questo sistema allo studio a Mestre. Questo è nel dettaglio il sistema che veniva utilizzato. Erano tutte società comunque con volumi di affari molto bassi. Parco delle Cendrole o delle Cendrole? Individuiamo dei commercialisti e consulenti tributari che avevano sede sia qui a Mestre che a Pescara, che sostanzialmente offrivano questo pacchetto all inclusive a diverse società reali che venivano così a pagare meno imposte o utilizzavano i crediti IVA creati da queste società fittizie per poter abbattere il debito nei confronti dello Stato, il debito tributario. I commercialisti coinvolti in questa indagine erano, secondo gli inquirenti, il fulcro del sistema. I commercialisti ovviamente fungevano da creatori dell'attività criminale, chiamiamola in questo senso allargato, perché individuavano le società che poi venivano portate a morire sostanzialmente, individuavano i prestanomi da mettere a capo di queste società che poi avrebbero dovuto emettere le fatture per operazioni esistenti e poi morire, e in alcuni casi individuavano anche le società che avrebbero potuto utilizzare le società o le fatture false o i crediti IVA. Il volume economico del trucchetto è davvero notevole e ammonta a svariati milioni di euro. Le fatture per operazioni esistenti sono intorno agli 11 milioni di euro, mentre l'imposta evasa l'abbiamo quantificata in 3 milioni e 200 mila euro. Abbiamo in questi giorni proceduto al sequestro di diversi terreni, immobili, automezzi e conti correnti delle varie società coinvolte per l'importo dell'imposta evasa. Sta suscitando molta apprensione tra le famiglie che frequentano il Parco delle Cendrole a Riese Pio X il ritrovamento ieri pomeriggio sull'erba di una siringa per l'insulina da parte di 2 bambini che stavano giocando in zona. Pare, ma non è stato confermato, che uno dei 2 piccoli si sia anche punto ed ora sarebbe sottoposto a dei controlli per escludere ogni possibile contagio. Caso approdato immediatamente in municipio con il sindaco Matteo Guidolin, che ha incontrato la mamma del bambino sotto osservazione. Dal primo cittadino l'appello per la massima attenzione per i luoghi dove giocano i bambini, mentre sarebbero già stati predisposti maggiori controlli sulle frequentazioni dei giardini pubblici. Domani a Treviso sarà il giorno del Gay Pride, attese in città 3.000 persone che dalle 15 partiranno da Piazzale Duca d'Aosta di fronte alla stazione dei treni e attraverso Piazza dei Signori e il Calmaggiore raggiungeranno le mura cittadine. Bastion San Marco, lungo viale Dalviano, dove si terranno i discorsi e il concerto finale. Il comandante della Polizia Locale di Treviso ha disposto dei provvedimenti della viabilità con il divieto di sosta e divieto di circolazione dalle 13 fino al termine della manifestazione lungo le strade attraversate dal corteo del Treviso Pride.
Ed ora la storia di una corale davvero speciale che per domani sera nella chiesa di Santa Bona a Treviso ha organizzato un evento con un obiettivo altrettanto speciale. Voci di un coro davvero speciale che ha come sala prove un luogo altrettanto unico. È il Bosco del Respiro, per molti un semplice parco, che in realtà non è, visto che qui di fatto pollini e altri pulviscoli vengono eliminati dalla scelta ragionata delle essenze, ma anche dalla loro messa a dimora. Il risultato è che qui viene a respirare chi soffre d'asma o di insufficienze respiratorie. E nasce da qui l'idea del coro del respiro. È un coro che è nato nel Bosco del Respiro 12 anni fa, quando decidemmo di trasformare degli esercizi respiratori noiosi in qualche cosa che fosse più aggregante come gruppo e che desse un pochino di soddisfazione. Come trasformare quindi un problema fisico in opportunità non solo artistica ma anche sociale, visto che col tempo e gli esercizi questo coro ha iniziato ad esibirsi in pubblico con notevoli soddisfazioni. E il frutto economico degli spettacoli è stato sempre utilizzato per progetti nel segno del sociale. L'anno scorso abbiamo provveduto a donare alla città il restauro della Rosta del Molinetto. Ma il progetto non si ferma qui, visto che sabato nella parrocchiale di Santa Bona ci sarà un'altra serata in abbinata con il coro Stella Alpina, per un obiettivo decisamente illuminante. Verrà organizzata una raccolta fondi, tenendo conto che l'ingresso è libero e la forte è responsabile, per poter sostenere l'iniziativa di illuminare in maniera ecologica l'isolotto della pescheria. L'idea è di far diventare il Mulinetto una piccola centrale idroelettrica ecosostenibile che accenderà l'isola più famosa del Cagnan. Si prevede un sistema a LED, un anello luminoso che messo in immersione potrà dare l'immagine dell'isolotto che si solleva, contribuendo ad arricchire di ulteriore fascino questo spettacolare luogo della nostra città. Ed ora siamo in grado di farvi vedere le immagini dell'incendio di un magazzino di materiale dismesso delle ferrovie in via Curieni, pressi della stazione di Castelfranco Veneto. I vigili del fuoco sono giunti, oltre che da Castelfranco, anche da Montebelluna, Treviso e Cittadella. Hanno domato da poco le fiamme, ma tanta la preoccupazione tra i cittadini per il denso fumo nero visibile anche in centro città. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 parleremo del Gay Pride di domani a Treviso e delle polemiche di questi giorni. In studio Stefano Pelloni, capogruppo del PD a Treviso, e Riccardo Barbisan, capogruppo della Lega sempre a Treviso. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sole e caldo anche nella giornata di sabato, a dire il vero in lievissima attenuazione dopo i picchi dei giorni scorsi in cui sono stati frantumati molti record dell'estate più calda di sempre, quella del 2003. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi ovunque, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 19 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 29 e 33 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto. Il cielo infatti sarà sereno e non sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Non cambia la previsione sul Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato e il cielo si presenterà terso e limpido su tutti i settori. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime sui 34 gradi circa.
Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.